Sotto l'attenta direzione del responsabile, lavoratori con tagliaerba e rastrelli in mano hanno ripulito da erbacce e sporcizie la villa e il giardino della memoria di Favara. Sono le ore 9:30 del mattino e la villa si presenta quasi pulita. Di buon'ora, operatori in servizio al comune di Favara, su direttiva dell'assessore comunale Lillo Attardo, hanno pulito quella che fino a ieri sembrava essere una villa dimenticata. Nel TG di ieri, su segnalazioni di cittadini, parlavamo della scarsa pulizia della villa, sita in Viale Berlinguer, dove l'erba alta la faceva da padrona. A pochi minuti dalla messa in onda del servizio, il vice sindaco Attardo ci ha fatto sapere che nella mattinata di oggi avrebbe provveduto ad inviare sul posto lavoratori, e così è stato. Una buona amministrazione quindi passa anche attraverso la risoluzione dei problemi evidenziati dai cittadini. Con i giardinieri, ci dice Attardo, abbiamo fatto un programma di interventi nelle ville. Attualmente stanno lavorando nella villa Giovanni Paolo II, si stanno tagliando le siepi e l'intervento di potatura ha bisogno di più tempo del dovuto. A breve, ci dice ancora Attardo, verrà installato un nuovo contatore per poterla illuminare la sera e inoltre rinfrescheremo le pareti presenti all'interno. Intanto a fine mese dovrebbe essere completato il bando per l'affidamento delle ville sia alle associazioni per scopi sociali sia ai soggetti privati che invece vogliono aprire dei punti di ristoro nelle stesse. Lo scopo, ci dice Attardo, sarà quello di dare possibilità lavorative a chiunque sia interessato in queste attività, oltre che prendersi cura della sicurezza e della manutenzione delle aree a loro affidate. Solo in questo modo si potrà anche evitare l'annoso problema, dice il vice sindaco, del vandalismo che purtroppo è sempre molto frequente.